Radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Va ora in onda Pesca dalla rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno cari radioascoltatori di Radio Libertà, bentrovati con una nuova puntata di Pesca dalla rete. Io sono Luisella Pescatori, detta per voi e solo per voi. Bravissimi, la pesca, vi ho sentito che l'avete detto, bravissimi, come state? Come state cari radioascoltatori? Io sono qui con un'altra voce fiera di una nuova prospettiva. Avete carta e penna e un bicchiere di sulla pesca? Oggi ci parlerà di segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile Laura Cianci. Buongiorno. Bentrovata, buongiorno, ben arrivata. Laura Cianci, personal e business coach, che accompagna le donne e i giovani verso la realizzazione della propria identità professionale. Ed eccoci qui che ci racconterà quali sono gli ingredienti della sua ricetta di donna e di freelance. Cito apposta la canzone Ricetta di donna, ormai la sapete, interpretata da Ornella Vanoni, perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980, scritta dalla Vanoni stessa con Amerigo Paola Casella, Sergio Bardotti, Toto Savio e Michele Zarrillo. Buongiorno Laura. Buongiorno. E ben trovata. Allora, partiamo con questa intervista. Nome? Laura. Cognome? Cianci. Mi è andata di traverso qualcosa, Saliva. ma sto bene, tutto a posto, non vi preoccupate, non vi perderete. Professione? Allora, personal business coach. Cosa fa un personal business coach? Allora, nel mio caso, accompagno le donne in crisi professionale a ritrovare la loro identità e a valorizzarsi. Ah, che meraviglia, che meraviglia. Ma quindi lo fai anche con le eventualmente anche con le, lavoratrici dipendenti, non solo con le professioniste, vero? Con Dipendenti, tutti, certo, no? con Perfetto, perfetto. No, assolutamente. perché noi parliamo sempre di lavoro autonomo declinato al femminile, eccetera, eccetera, ma noi non ci siamo donne, quindi non ci dimentichiamo di tutte le donne che lavorano, eccetera. Anzi, io oggi devo fare un saluto particolare. Stamattina vi faccio un attimo i fatti miei, ma no, nel senso, stamattina sono andata a fare un prelievo del sangue, devo dire, ho trovato delle donne meravigliose Bravissime. in un centro proprio piccolino, piccolino della mia zona, via Don Bosco, ma veramente molto, molto gentili e mi hanno vampirizzata, però in modo molto gentile e carino. Bene, salutiamo tutte le donne che lavorano. Allora, riprendiamo. Cosa non fa invece un personal business coach? Assolutamente non suggerisce come fare, non giudica e non cura patologie. Da quanti anni sei in rete al femminile? Guarda, da 3 anni, da quando sono diventata libera professionista ovviamente. Giustamente, perché si ha bisogno insomma di un punto, no, di ritrovo e di dove potersi sentire tranquille a casa protette. Infatti perché sei in rete al femminile? Ma guarda, perché ho sempre creduto nelle relazioni, Mh-mh. di valore, quindi anche nella condivisione e nelle collaborazioni tra persone. Quindi perché secondo me l'unione fa la forza, ecco, di questo ne sono veramente Certo, convinta. certo. E qual è il potere delle donne nel mondo del lavoro? Guarda, non è semplice. Allora, le donne hanno un potere straordinario, no, nel mondo del lavoro, perché portano visione, empatia, creatività, qualità che migliorano anche il clima aziendale, cioè possono anche guidare l'innovazione, però spesso lavorano dietro le quinte, cioè ma quando trovano il coraggio di valorizzarsi ovviamente poi diventano motori di cambiamento. Comunque dietro le quinte ci sono anche i registi e quindi Esatto, questo è vero. va anche bene, no. A proposito di questo, dobbiamo salutare la nostra Sveva, la parte tecnica, perché questa è una trasmissione tutta al femminile e noi abbiamo in regia una splendida Sveva che salutiamo. Ciao Sveva.
Grazie per tutto quello che fai per noi. Nella tua biografia sul tuo sito, che è funnelcoaching.it, Sì, correggimi se sbaglio, è giusto, è giusto. benissimo, scrivi che il tuo motto è: ricercare e fare emergere il valore delle donne e dei giovani stimolando la creatività come strumento per la crescita professionale. Puoi farci un esempio concreto e spiegarci proprio come, valorizzi il potenziale attraverso la creatività? Guarda, è semplice. Allora, per me la creatività, diventa proprio uno stile di vita, Sì. nel senso che è basato sulla curiosità e l'apertura mentale e questo aiuta ad affrontare quindi le sfide della vita guardando i problemi da più prospettive. Ad esempio, è capitato appunto con una collega counselor, di collaborare con alcune università per sviluppare un progetto quindi sullo sviluppo della creatività a supporto dell'empowerment femminile. In un recente laboratorio, abbiamo chiesto alle partecipanti di rappresentare attraverso simulazioni, diversi stili di comunicazione in situazioni di conflitto sul lavoro. Mh-mh. Ecco, quando alla fine, no, hanno sperimentato i vari ruoli, ascoltato i vari feedback, hanno compreso davvero qual era il potere della comunicazione e quindi acquisito quella maggiore consapevolezza di sé molto importante. Ed è proprio in questi momenti che vedo che la creatività, si trasforma in un vero strumento di crescita. Certo. Sì, Quindi perché per la questo è molto creatività, importante. molto spesso la creatività viene confusa con la vena di follia Non è quella. e non è quella, no, quindi quando si parla di creativi, no, delle volte si pensa: "Eh sì, ma un creativo, un mezzo artista." E la capacità di No. creare qualcosa di nuovo. Esattamente, è proprio quella, proprio la capacità di creare qualcosa di nuovo, forse magari partendo anche da una visione, quindi proprio non è una cosa da poco. Con la tua collega Sì, Sara Colucci, Colussi, Colussi, mi perdoni la Sara che povera tra l'altro Saretta. povera Saretta, che tra l'altro Saretta ti chiedo scusa, ma è un problema di occhiali. L'avremo ospite, Tra prossimamente perché qualche anche lei è settimana. di Rete al Femminile, esatto, esatto. Hai progettato un'iniziativa sullo sviluppo dell'intelligenza emotiva del pensiero critico, creativo, per una classe pensate della terza media. Raccontaci di questa meravigliosa esperienza e Guarda, com'è nata. adesso magari mi stanno anche Ma ascoltando. salutiamoli allora, ma salutiamoli tutti Allora, allora questi ragazzi. allora tutto è nato quasi per gioco, no, Sì. grazie a mio figlio appunto, che, allora era in terza media e mi chiese se potevo organizzare un'attività per la sua classe, perché ci teneva tanto a questa cosa qua, no, e quindi abbiamo, come dire, lanciato alla scuola questo progetto sulla l'intelligenza emotiva, diciamo, sul pensiero critico l'hanno accettato e poi ho chiesto quindi a Sara di affiancarmi, di aiutarmi in questa esperienza. Nel primo modulo abbiamo appunto aiutato i ragazzi a esplorare le loro passioni, cioè visto che stavano tra l'altro anche scegliendo la scuola superiore, e a riconoscere le proprie emozioni. Nel secondo invece abbiamo lavorato sulle fake news, Mh. insegnando a loro anche come distinguere le informazioni vere da quelle false, Beh, ma no? scusa se ti interrompo, diamo questa informazione anche ai nostri radioascoltatori allora, come si distingue una È fake news? È difficile, devi farsi difficile. tante domande e chiedersi tante E devi cose, andare nel andare alle origini, profondo. alle fonti, Bene, eccetera. andiamo avanti allora dai, Esatto. non E questa è divaghiamo. stata veramente un'esperienza intensa, anche emozionante, perché poi vedere la partecipazione, la voglia di condividere il loro mondo è stato molto bello. Ma, la parte più bella è arrivata verso la fine perché ci hanno applaudito, hanno lasciato dei Carini? feedback molto potenti, no, per la loro età ed è stata un'esperienza che Beh, sicuramente sì. porterò con me. È sempre bello lavorare Esatto. con i ragazzi. Ho avuto la fortuna di partecipare a un contest letterario, ho dovuto leggere dei testi di ragazzi, devo dire che, sono sorprendenti i giovani, sono una risorsa pazzesca e dovremmo davvero imparare noi da loro. Mare Vero? o montagna? Che bella allora, ti dico mare e montagna. Eh vabbè, Allora, mare e mare monti. esatto, come la pizza. Mare perché appunto sono di Sanremo, montagna Ecco, perché mi piace sai quella pace, no, che si vive quando, vai cammini per i sentieri, oppure e sei in come alta no. quota, soprattutto con la neve, no, che c'è quell'aria ouattata. Ecco, per cui ti direi tutte e 2. Prosa o poesia? Allora, sicuramente la poesia è più magica, no, Mh.
Però la narrativa mi piace di più perché mi permette di immergermi di più nel pensiero dell'autore, no? E delle volte le poesie non si capiscono, diciamo la verità, non Sono tutte rimangono insomma. un po' nel limbo, non si sta mai, no, Non si invece riesci capiscono. ad entrare molto più facilmente nel loro mondo, no, e mi piace anche interpretarlo, a modo mio però. Vabbè, è giusto, rock o musica classica? Eccoci. Allora, E qui ti e voglio. qui mi e qui mi voglio. Se ti dicessi classica Sfonderesti una porta aperta, meno perché guarda io male. la mattina succede questo a casa mia: Nuvola vuole essere messa sul divano, no, e vuole che io le accenda, la musica classica, metta su Bach. "Alexa metti Bach", Alexa parte, lei si mette lì, dorme fino all'ora di pranzo, fino a quando non ha fame. Quindi la mattina per me è musica classica. Perché allora, non sopporto la musica quella un po' troppo urlata, no, Mh. preferisco quindi quelle melodie un po' più lente. Quindi la classica mi affascina, soprattutto il suono del pianoforte, lo Beh. adoro, ma ti farò ridere perché mi piace anche molto l'organo da chiesa, no, tant'è che Beh, quando ma è ero ragazzina emozionante. tantissimo. E io quando l'ho sentito la prima Pazzesco. volta mi so' innamorata, volevo studiare appunto organo da quando ero a Sanremo. Oh. Ho Beh, iniziato guarda, a il mio studiare strumento preferito è la pianoforte fisarmonica, quindi quindi vedi, è molto sì. che no, Solo proprio che io poi impazzisco per la fisarmonica alla proprio. fine il professore con cui facevo le lezioni ha abbandonato la scuola, quindi io non ebbi più la possibilità di proseguire. Vabbè Vabbè, è insomma nie successo. cantante preferito ce l'abbiamo Allora ce comunque? l'abbiamo. Ce Allora, l'abbiamo. però diciamo che rimane un po' alle epoche Diciamo che non storiche, ce no, l'abbiamo più nel poverino, però senso che George rimane. Michael è stato sempre il mio adorato, no, Beh. però oggi sai che Eravamo tutte faccio? innamorate di George Michael, Faccio diciamolo. fatica perché non riesco a trovarne uno che mi appassioni davvero, non so come mai. Vabbè, ma senti, ma nel tuo lavoro c'è più musica classica o più musica rock? Allora, ti direi entrambe, Mh, nel senso che il rock lo trovo soprattutto all'inizio, no, cioè in quei momenti di ansia, okay, confusione, okay, rumore mentale, okay. paura, no, ma poi quando inizi a esplorare le tue competenze, i tuoi talenti, il tuo valore e comprendi davvero che cosa è Ti senti più importante in per te, chi sei, armonia? chi vuoi Eh? diventare, allora passi alla musica classica, Ti senti più in perché è quella che ti armonia. aiuta a riflettere, a meditare, a far emergere la tua consapevolezza. La rock è quella che ti dà un po' l'energia Sì, iniziale, però eccetera, a poi me fa quella fa confusione, però confusione. poi l'altra ti permette di pensare. Cinema o teatro? Allora, entrambi. Fantastica 'sta donna. Sì. A lei piace tutto Sì, insomma. esatto, non ho Dai, quali sono allora i tuoi generi Allora, del preferiti? cinema preferisco soprattutto allora quelli Oh psicologici, ma cioè autobiografici, mh-mh, perché mi piace un po' la psicologia, quindi mi piace andare un ecco. po' più nel Beh, profondo, no, ci sei anche nel recentemente ruolo. laureata, vero? No, ancora no, Anco ancora ci vabbè, sto vabbè. lavorando, Che ecco, brava mettiamola comunque che sei, così. complimenti, Grazie. caspita, complimenti. E Andrà invece benissimo. dai, speriamo, incrociamo le dita. Ho anche un esame fra poco, quindi e invece del teatro mi piace soprattutto, sai, vedere le interpretazioni, per cui le scenografie, i costumi, insomma tutto l'insieme del Lo teatro, spettacolo, lo spettacolo. lo spettacolo. Allora, anni '60, '70, '80, '90 e perché? Allora, la musica anni '80 e '90 perché, che ti devo Ma dire, mi rende niente, felice cosa vuoi perché forse bisogna l'ho solo vissuta di ascoltarla. più, cioè considera che io son di Sanremo, quindi ho vissuto il Beh, Festival di Sanremo anche dietro le quinte, ho anche conosciuto diversi cantanti con l'autografo, quindi è stato un bel periodo. E quindi oggi faccio fatica invece a trovare ad appassionarmi di questa musica allora recente, no? allora sapete cosa facciamo? Noi facciamo adesso un bel tuffo nel passato e ascoltiamo uno degli artisti che ha venduto più dischi nel mondo. Pensate cari radioascoltatori, ecco a voi mister 100 e più milioni di dischi venduti, mister Lionel Richie. Vai.
Ditecelo con quanti avete ballato insieme a Certo. noi. Non si può non ballare, no? Va bene, allora colore preferito. Cosa posso dire? Cosa puoi Rosso. dire? Rosso? Mi sembra abbastanza evidente. Sarà perché è il simbolo della passione, dell'amore. Io mi sento piena di amore forse per quello. Oh, ma diciamolo, segno zodiacale, Sagittario. ascendente. Dicono Bilancia o Mh, anche Scorpione, non lo so. e questo cosa ci dice di te? Un Beh, mix di Sagittario è un sognatore dai, viaggiatore. Se fosse a Bilancia sarebbe anche un Mh, po' più calmo, che mi sembra esatto. forse sia più indicato. Però sicuramente Sagittario dice che mi piace andare dritto al Dice che era un punto. bell'uomo e veniva no, non è quella. E come coach diciamo che la meta è importantissima, però anche Mh, aver la direzione è molto importante. certo. Senti, la tua citazione preferita? Guarda, questa frase di Jung mi piace molto, cioè: "La tua Mh-mh. visione diventa chiara solo quando guardi dentro il tuo cuore. Chi Mh. guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia". E io quando ho guardato dentro di me ho capito che potevo sognare. Oh, che meraviglia, ma che meraviglia. Allora, 3 aggettivi che ti definiscono: la sognatrice, poi La sognatrice forse anche. Allora, che creativa, non è direi determinata mh, e intraprendente. bene. Poi la cosa più difficile che sai fare. Allora, capire Come capire? quando è il Ah, momento okay. di stare in silenzio per ascoltare e osservare, perché ti dirò, non è No, scontato, si fa fatica a lasciare spazio agli è altri. vero, è vero, è vero. Senti, un sogno ricorrente. Guarda, di perder la strada o di non riuscire ad arrivare a destinazione. Ah, non mi chiedere perché è Quindi anche così. stanotte sognavi di non riuscire ad È un arrivare incubo. a Radio Libertà? No, ma ci Ma arrivavi c'è comunque Google perché ti son Maps. venuta a prendere io, quindi tranquillissima. Allora, nella tua biografia c'è scritto che vorresti creare un ambiente di lavoro in cui le persone si sentono valorizzate, supportate, abilitate a realizzare il loro potenziale. Ma, come lo immagini concretamente? Cioè, quale struttura ti immagini Allora che come sogno, ti vado okay, proprio sogno, l'ha detto infatti appunto, allora, sogno. nel mondo lavorativo ideale, no, mi piacerebbe trovare più trasparenza, Mh, comunicazione chiara tra le parti e a tutti i livelli, più condivisione tra i colleghi e le parti, perché spesso non si conosce il lavoro degli altri, no, e si sottovaluta. Anche una maggiore attenzione alle competenze e talenti di ciascuno, no, per fare un lavoro che si sa fare, ma che anche si ama fare, no, certo. oppure un focus sui valori, ad esempio, quindi non solo aziendale ma anche individuali, per Mh-mh. capire appunto se c'è allineamento, perché i valori sono appunto le linee guida, no. Poi immagino, sempre sognando, un ambiente in cui le persone possono esprimersi senza timore di giudizio, dove il confronto sia costruttivo e non competitivo. Oppure è un luogo in cui il feedback è Mh-mh. importantissimo, sia uno strumento di crescita e non di critica fine a se stessa. Certo. Ancora mi piacerebbe credere anche nell'importanza della formazione continua. Questo perché, non è utile solo conoscere le competenze tecniche, no, ma anche quelle relazionali ed Certo. emotive sono molto importanti. E poi spesso si pensa che la crescita professionale passi solo attraverso proprio le competenze hard, no, appunto quelle Mh-mh. tecnica, ma invece quando la cosa più importante è proprio la consapevolezza di sé e la capacità di gestire le relazioni, perché queste fanno proprio la Hai detto una differenza. parola molto interessante, feedback. Io mi rivolgo a voi cari Eh, radioascoltatori, mandateci i vostri feedback, scrivete sui social di Radio Libertà, su Instagram, su LinkedIn, su Facebook, scriveteci cosa vi piace anche di questa trasmissione, cosa vi interessa, quali sono le interviste che vi hanno appassionato di più, cosa vorreste scoprire, quali magari professione vi piacerebbe che andassimo, no, a scoprire un po' per voi, eccetera. Lasciateci i vostri feedback perché a noi fanno veramente tanto piacere e saremo molto grati. Senti, perché hai scelto la professione di coach? allora, ho scelto di fare la coach, per puro caso, nel Mh-mh. senso che io, ho lavorato appunto per più di 20 anni, nel mondo della comunicazione, occupandomi Okay. praticamente di tutto, no, quindi, Ufficio ufficio stampa, stampa, okay. 360 gradi, giornalismo. Poi invece
è successo forse un evento, forse era la nascita di mio figlio, in cui mi sono preso un attimo di tempo, e niente, appunto ho cambiato completamente punto di vista, no, cioè nel Sì. senso che, mi sentivo proprio di dover fare un lavoro che andasse a riconoscere proprio il mio valore, no, e che mi permettesse quindi anche di tirare fuori il meglio di me, no, e anche quello degli altri, quindi a farlo diventare poi addirittura una professione. Però questa ricerca interiore così mi portò a navigare su internet, Okay. perché non sapevo se ci fosse realmente una professione simile, no, Mh. infine approdai a diverse letture che parlavano di coaching, ne Okay. spiegavano l'importanza, eccetera, e mi innamorai fino a iniziare a cioè o meglio a frequentare corsi e poi a Certo. praticarlo con amiche, conoscenti, e da lì iniziai a capirne l'importanza e non ho mai Mh-mh. smesso in realtà, fino al punto appunto di decidere lasciare l'azienda, come t'ho detto 3 anni fa, e lavorare come coach. Poi mi sono specializzata nella ricerca del valore, per me è molto Mh. importante, delle donne per aiutarle a emergere e tirarlo fuori, sempre nel momento appunto più opportuno diciamo. E da quando ho iniziato a praticare il coaching, ho sempre lavorato con donne, un po' per caso, poi in realtà perché mi sono appassionata all'empowerment femminile e quindi mi trovo a lavorare con persone che hanno bisogno di fare chiarezza, su chi sono e chi possono diventare e Certo. magari, ehm, per tirare fuori il proprio In potenziale. divenire In insomma, divenire, in esatto. divenire, perché si cambia sempre, è un Certo. continuo, no, una continua evoluzione. Quali sono i tuoi hobby? Allora guarda, mi piace camminare alcune volte senza scopo per la Mh-mh. città, soprattutto quando ho voglia di rilassarmi, no, però meglio se sono in montagna, al mare, ovvio, per ritornare Meglio se c'è il sole, sto in esatto. vacanza se è agosto. Esatto, tutto il resto no, io preferisco la primavera, quella temperatura mite, perché No, troppo ca no, va troppo bene. freddo fa troppo È freddo. vero, è vero. Amo leggere i saggi, quindi sulla crescita personale, ma anche romanzi, come potevi immaginare mi piacciono le autobiografie, le storie che quindi lasciano un segno e mi facciano riflettere. Ecco, non sono una grande sportiva, però faccio Pilates Vabbè, ogni vabbè, tanto. vabbè insomma. Senti, la città dove vorresti vivere. Allora, sicuramente quando penso ad una città, mi viene in mente New York, no, Mh-mh. però, quando ci sono stata, devo dirti la verità, faccio cioè sono rimasta un attimino perplessa perché mi sembrava di essere in una gabbia. Cioè Okay. l'idea di non poter raggiungere nessuno spazio, cioè nessun posto anche all'interno se non con l'aereo, no, quindi poi mancavano sicuramente tutte le varie mancavano proprio i paesaggi, no, tipici dell'Italia e questo quindi mi mancava un pochino. Ma Per tu l'hai cui mai sentita la canzone di Simon e Garfunkel su New York? È una delle no, canzoni dai, che sì io certo. amo di più. Vai, Ce l'abbiamo, ce noi l'abbiamo? ce l'abbiamo, sì certo, è stupenda.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Eccoci qua di nuovo. Quindi prossimo viaggio New York? Esatto, sicuro. No, ma in realtà guarda, ci sono altre città, no, che mi potrebbero piacere, cioè ad esempio, vabbè, quelle europee, Parigi, Londra, Berlino, va Vabbè. bene, son sempre le più belle, la nostra Venezia, Roma, no, però poi alla fine guarda, ti direi starei a Milano, perché offre tantissime opportunità e Ecco, quindi l'idea di poterle offrire anche a mio figlio rimarrà a Milano, a meno che A un meno che giorno un giorno non ci tu trovassimo appunto nei colli umbri, che ne so, immersi nel verde, chi lo sa, chi può dirlo. Senti, qual è il tuo rapporto con i social? Allora, per lavoro li sto usando, no, quindi LinkedIn sicuramente, Ci poco tocca, ci Facebook, tocca, Instagram, però c'è un grande impegno dietro Sì, tutto, sì. cioè stare dietro queste È un piattaforme ci vuole lavoro. tanto lavoro. Ma noi che siamo freelance, come abbiamo già detto inizialmente, siamo il nostro direttore marketing, il nostro direttore commerciale, il nostro social media, il Comunicazione nostro manager. siamo tutto, capito, no, ecco, esatto. Allora, una cosa che detesti. Allora, questa è proprio forse una deviazione ormai professionale, cioè quando non viene compreso Ascoltate bene, mi raccomando, tutto non il me la fate arrabbiare lavoro poi, Oh, che noi ditelo. donne siamo costrette a fare dietro le quinte in casa, in famiglia e in lavoro. Ma la domanda è: ma perché lo fai? Appunto. Non farlo, Esatto. Ma eh. che non viene conosciuto, cioè riconosciuto. Boh, Ops, vabbè. non ho preparato la cena. Ops, ops. Dai, vai scherzo No, dai. è vero, è vero. Allora, dunque, una cosa che ami. Ah, questa è divertente, mi piace. Io ho guarda 2 amicetti, un Vabbè. siberiano, e una soriano, piccolina, e quando fanno le fuse accanto a me io le adoro. Miau. Sì. Senti, cosa ti fa ridere a parte le fusa dei tuoi gattini? Esatto. Allora questa invece è una domanda che mi mette in crisi, no, Oh là perché? là, Ma sì, cambiamola perché io in allora. realtà ridere a crepapelle, cioè Non se ne parla nemmeno. non 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 se lo ne so, parla. cioè mi fanno sorridere tante piccole cose della vita quotidiana, cioè ad esempio, ti sembrerà strano, ma anche quando i bambini si mettono le manine davanti agli occhi mi fanno tenerezza, piuttosto che quando chiedo a mio figlio: "Ah, stai studiando?" E invece lo vedo che chatta sul telefonino e quindi dici: "Vabbè, è Sgamato. la fase della vita", no, però ridere a crepapelle, cioè le barzellette non mi piacciono più di tanto. Mh. Allora forse perché sarò sorridente di mio, cioè non lo so, sarà quello Non il lo so, problema. comunque forse perché non sei una rivoluzionaria, No, perché guarda forse che no. ridere è un atto rivoluzionario, perché stravolge un tempo precostituito, ridere fa bene, è un antidoto contro la sofferenza. Bisognerebbe infatti ridere almeno 10, 15 minuti al giorno. Sai che avevano anche inventato lo yoga della risata apposta Mh-mh. per creare proprio la risata spintanea, quindi artificiale, ma la risata spintanea artificiale lo stesso, rilascia le endorfine, il cervello non riconosce la differenza tra una risata costruita e una risata spontanea e comunque fa benissimo, no, ecco, quindi bisognerebbe in effetti ridere e si può ridere di tutto e di tutti a fin di bene, per portare leggerezza, per affetto, per simpatia, per cordialità, per smorzare una situazione difficile, quindi fatevela insieme a noi una bella risata. Giusto. Ma questa entriamo nel vivo. Entriamo nel vivissimo adesso delle trattative, come diceva il grande Enzo Tortora. Allora, dal nome del tuo dominio è focale l'uso del concetto di funnel.
Allora, adesso dobbiamo spiegare un attimo ai nostri radioascoltatori che non sono super esperti di marketing, magari alcuni sì, altri magari no, che cos'è esattamente un funnel, no, vuoi raccontare tu? No, raccontalo tu se vuoi, dai. Allora Guarda qua, il funnel nel marketing, no, cioè allora spiega che cosa ti ha ispirato l'uso di questo significato proprio del allora, funnel. guarda, semplicemente è nato tutto da un feedback. Sì? Allora, da un feedback di una, carissima amica Sì? che ha fatto con me un percorso di 6 incontri, Mh-mh. e lei appunto ha la domanda fatidica che si fa a fine percorso, Sì. no, che cosa ti porti a casa, no, da questa esperienza, restituì l'immagine dell'imbuto, Sì? no, e da questo imbuto poi, ho detto: "Caspita, ma cosa rappresenta per te?" Rappresenta chiarezza. Sì, perché scusate, facciamo un passo indietro. Dunque, il Esatto. funnel nel marketing, lo spieghiamo proprio in termini molto Sì, semplici, è il modello che rappresenta il percorso che un potenziale cliente compie dalla scoperta del bisogno in poi, quindi aiuta a comprendere il comportamento del cliente e a ottimizzare le strategie di marketing. Ecco, quindi lei si è ispirata a questa, struttura, struttura. diciamo, per dare nome al suo, Sì, però brand. più che far Sì? riferimento al funnel del marketing con cui c'è Esatto, appunto questa similitudine, esatto. in realtà era proprio l'immagine dell'imbuto che Sì. questa persona mi diede come restituzione, no, e poi lavorando con le parole, Mh-mh. soprattutto però in inglese, sono riuscita a trovare qualche, diciamo, corrispondenza, è nato appunto l'acrostico. Sì? Che appunto, se vogliamo Ce lo vuoi andiamo svelare? direttamente, lo svegliamo subito Svegliamocelo, senza esatto. sveliamolo. Allora praticamente, l'inizio F Sì? è find your goal, cioè Okay, trova il tuo obiettivo, che è perfetto. semplice, no, cioè questa è la fase della ricerca in cui devi scegliere l'obiettivo, che è goal in Mh-mh. inglese, focalizzandoti su cosa è davvero rilevante per te. Poi c'è la U di unblock your mind, che Mh-mh. significa sblocca la mente, Sì. cioè capisci che cosa ti blocca, per cui lavora sui tuoi limiti, inizia a guardare oltre a quello che ti sembra impossibile, no, e qui in questo caso ti accorgerai che ciò che non eri in grado di fare, che non era per te, d'un tratto diventa quasi a portata di mano, no, è il momento in cui avviene il cambio di prospettiva grazie proprio all'esplorazione di nuovi scenari e possibilità. Poi abbiamo note down all your strength, ecco questa parola in inglese è molto complessa da dire, elenca tutte le tue qualità. Cosa significa? Procedi con una sorta di mappatura, no, quindi elenca tutti i tuoi punti di forza, le tue qualità, ma mettici tutto: bisogni, desideri, valori, Sì. passioni, emozioni, competenze, e poi in questa fase possono emergere anche i punti deboli, ma in realtà questi ti servono poi per lavorarci e trasformarli in qualità. E questa mappa alla fine ti serve per raggiungere i tuoi obiettivi e rafforzare un po' la tua stima. Allora, name, your free, best strength, cosa significa, no, di scegliere le 3 migliori qualità, ovvero vai un po' a stringere, no, Mh-mh. quindi dalla mappa selezioni, praticamente quello che ti identifica, che ti contraddistingue, quindi le qualità che ti facciano capire chi sei realmente, oppure che cosa devi migliorare per raggiungere il tuo scopo. E di tutto ciò scegliene 3, perché secondo me il 3 è il numero della creatività, quello che ti permette di vedere più prospettive, no. Poi abbiamo elaborate your plan, ovvero prepara, Mh-mh. il piano d'azione, cioè, una volta identificate ed evidenziate le tue potenzialità, devi delineare il piano d'azione, Sì, giustamente, no, quindi prima di tutto fai una promessa a te stessa, che ti impegnerà a portare avanti le le azioni, diciamo, necessarie per raggiungere il tuo obiettivo, certo. perché ovviamente più forte è la motivazione e maggiore è l'efficacia dell'azione. Certo, Infine, inf live your dream, non poteva che mancare, vivi il tuo sogno, ciò mh-mh. significa che concluso il piano, messo in atto le azioni, il sogno si avvera Che ed è meraviglia. ora il momento di godersi il successo, cioè vivere la vita con, questa maggiore consapevolezza su chi sei e su cosa sei in grado di fare, no, quindi se lo desideri davvero però. E questa è praticamente un po' la sintesi del funnel. E qui mi viene in mente una bellissima frase, super motivante di Francesco Alberoni e ve la leggo con tanta gioia.
Bisogna porsi delle mete, bisogna combattere per raggiungerle, bisogna avere dei sogni, bisogna battersi per realizzarli. Questa è una frase alla quale io Bellissimo. sono molto affezionata perché è molto motivazionale, son frasi che lui scrisse tanti anni fa, insomma, e ancora oggi sono, attuali e hanno comunque ancora un enorme valore. Senti, parliamo invece di soft skills. Quali sono le più importanti da sviluppare per preparare i giovani al mondo del lavoro? Cioè, noi parliamo spesso, no, di dei giovani nel mondo del lavoro che, alcuni dicono che non ha voglia di lavorare, non è vero. Allora, i ragazzi hanno bisogno di essere semplicemente preparati al mondo del lavoro, come peraltro abbiamo dovuto arrangiarci noi, prepararci noi, eccetera, eccetera, eccetera. Quali sono oggi le soft skill importanti per essere competitivi nel mondo del lavoro? Allora guarda, ti direi sicuramente, la comunicazione efficace, perché saper esprimere le proprie idee con chiarezza, quindi ascoltare attivamente e adattare il proprio linguaggio all'interlocutore è cruciale in qualsiasi momento e contesto lavorativo. Mh. Poi abbiamo il pensiero critico e il problem solving, perché sempre di più le aziende cercano proprio persone capaci di Mh. analizzare le situazioni, proporre soluzioni e prendere decisioni anche rapide e strategiche. Poi abbiamo adattabilità e gestione del cambiamento, cioè il mondo del lavoro essendo in continua Mh. evoluzione, purtroppo lo sappiamo, quindi chi riesce ad adattarsi, imparare velocemente e reinventarsi ha un enorme vantaggio competitivo. Poi abbiamo ovviamente il lavoro di squadra, l'intelligenza emotiva, perché saper collaborare con gli altri, gestire i conflitti e comprendere le emozioni proprie altrui è essenziale per creare ambienti di lavoro positivi, soprattutto Certo. positivi. Senti, ma quindi sostanzialmente, no, per fare un attimo un riassunto Sì, ai nostri radioascoltatori, no, per quanto riguarda il discorso che facevamo prima sul funnel, noi dobbiamo partire da una grande idea, no, da come se facessimo un brainstorming con noi stessi sì, sostanzialmente, no, esattamente. ci prendiamo a cazzotti da soli con le idee e poi dobbiamo iniziare a filtrare, no, è un po' questo, no, iniziare a filtrare Sì, le cose che abbiamo, diciamo che abbiamo, i di individuato che potrebbero essere valide per noi, poi iniziare a filtrare anche proprio con una, lucidità. esatto, Una perché lucidità per arrivare poi alla consapevolezza e dire: "Allora questi sono i miei bisogni", perché in realtà, correggimi se sbaglio, vai. molto spesso quello che noi pensiamo che siano i nostri bisogni, i nostri desideri, in realtà son solo delle proiezioni, non sono i nostri desideri e i nostri bisogni. Sono magari indotti Da qualcun da altro. qualcun altro, perché che c'è qualcuno magari che ci condiziona o magari dai bisogni che della società stessa, no, che la società ci fa credere che abbiamo dei bisogni perché ci martella con la pubblicità, alcune cose, eccetera, eccetera, tu non ce l'hai manco per la tua camera del cervello, stai sui social, vedi una roba e dici: "Ah, caspita, forse mi serve 'sta roba". Ecco, come si fa invece a, focalizzarsi su quello che è realmente il nostro bisogno e realmente quello che desideriamo? Lì È devi proprio lavorare difficile, con te stessa, cioè devi proprio connetterti, e come dice cioè la teoria del funnel è proprio andare a selezionare A sempre di più, no, selezionare, cioè vai a certo, filtrare, praticamente è una sorta di brainstorming interiore che certo. fai dentro di te, e quindi cioè magari tiri fuori tutto quello che ti viene in mente, però poi nel frattempo vai sempre a scegliere, Eh sì. vai a selezionare sempre di più, quindi quali sono i tuoi bisogni, quali sono i valori, quali sono, le passioni in questo caso, e poi scegliendo di 3 in 3 vai a vedere che Certo. realmente è quello che ti serve davvero, che è Perché stavo utile. pensando guarda, siccome voi coach siete i maghi delle domande, no, Oddio, i maghi delle sì. domande perché nel senso il coach, no, ti fa delle domande. Allora mi domando io, quando uno si trova davanti a un bivio, può anche farsi questa domanda: "Perché mi serve questa cosa? Perché non mi serve questa cosa?" Assolutamente E sì. magari riesce a capire quale delle 2 risposte ha più peso. Allora, ci sono teorie diverse, Mh-mh. no, cioè c'è quella appunto, come dici tu, no, che fai sì o no, Sì. quindi per capire cosa ti serve, o questo, o quello. Oppure ci sono ad esempio i 5 perché, Mh-mh. che tu vai a chiederti sempre di più perché, e quindi da lì vai a capire effettivamente se è una cosa che ti serve Certo. oppure no.
Per cui ci certo. sono diversi modi e metodi per arrivare poi Sì, a perché comunque è scegliere. sempre una domanda che ti fa scavare, Sì, eh. quello va molto in Porca profondità, però vai miseria. Ma infatti all'essenza. non so, adesso il tuo figlio è grande, anche mia figlia è grande, ma quando erano piccini? Perché? Perché? Ma Perché? io guarda C'è avevo sempre la il perché del regola. perché, del perché, del perché, del perché de e alla fine dici: "Wow, No, arrivavi a io un certo dicevo punto che" sempre: "Arriviamo fino alla terza, ah okay, dalla no. quarta in poi chiedi a papà." Come come risposta per i nostri nipotini. Allora, io direi che possiamo andare con la Mission Impossible. Relativamente alla mission sul tuo sito, quali strategie si possono adottare oggi per stimolare una comunità globale che favorisca il benessere personale e collettivo? A te la parola Una domanda a bomba e la proprio. trasmissione. Allora, non ho la bacchetta Un magica saggio, vogliamo un saggio. sicuramente, assolutamente non ce l'ho, però allora sicuramente un marketing sociale aiuterebbe di più, cioè nel senso utilizzare tutte le leve del marketing per influenzare comportamenti più positivi nella società, no, questo per sensibilizzare, educare le persone magari su temi cruciali come potrebbe essere la salute, l'ambiente, e per facilitare quindi scelte consapevoli e anche benefiche volendo per la collettività. Poi, allora il peer education nel senso, cioè favorire l'apprendimento tra pari, no, cioè Okay. quindi una sorta di, ehm, mentoring, no, quindi perché questo aiuta a essere più consapevoli, e anche, ad avere più fiducia ed empatia nel confronti dell'altro, no. Poi abbiamo anche un empowerment, che è una parola che mi piace molto, no, Empowerment, sì. di comunità, nel senso incoraggiare proprio le persone a sviluppare competenze, risorse per affrontare le proprie sfide, quindi sempre anche qui aumentare la fiducia collettiva, l'autonomia e sempre arrivare a questa, diciamo a una partecipazione maggiore e a soluzioni che possono essere sostenibili anche per il bene comune, ecco, insomma. Sempre sul tuo sito tu parli un po' anche di facilitazione maieutica, che Sì. sono cose molto interessanti, e come li applichi nei tuoi percorsi di coaching, ci spieghi brevemente insomma. Allora, sicuramente la facilitazione maoietica è anche Mh, molto simile al coach, no, cioè nel sì, senso che si basa sull'idea che ogni persona possieda appunto già dentro di sé le risposte e il potenziale per certo. evolversi. Quindi il ruolo mio come coach è proprio quello di non dare soluzioni ovviamente preconfezionate, ma aiutare le persone a far emergere quello che hanno già dentro, il loro sapere, quindi le loro risorse interiori e allora ci sono dei principi fondamentali: l'ascolto attivo e non direttivo. Vado in sintesi? Vado più veloce? No, No. abbiamo tempo, Ah, vero? okay. Sì, 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 vai Allora tranquilla l'ascolto proprio. attivo e non direttivo nel senso che, non si impone una visione ovviamente, ma si accompagna la persona a una diciamo, una crescita, un percorso di crescita e di scoperta attraverso domande mirate e un ascolto profondo. Mh-mh, Poi abbiamo le domande che vengono definite potenti, no, che sono invece delle domande che stimolano il pensiero critico, la okay. riflessione, la creatività, cioè permettono quindi alla persona di esplorare nuove prospettive per cui Scusa se trovare ti le interrompo, ma sono soluzioni. domande che ti vengono in mente al momento quando sei lì con la persona o ci son proprio delle domande già Allora codificate? sicuramente tu Cioè: s "Questa domanda potente ce la fai?" l'agenda viene Mh, scritta dal cliente okay, e quindi tu okay, segui il flusso, okay, okay. capito? Okay, Poi perfetto, domande potenti sono aperte, cioè vuol dire che okay, partono col che cosa, col okay, come, ma è con il perché si va in certo, profondità, certo. quindi Affascinante, esatto, questa cosa bellissimo. qui. Scusa se ti ho No, interrotta, ma ogni tanto figurati. proprio mi parte proprio l'embolo della domanda, scusami. Poi abbiamo l'autonomia ovviamente, quindi Certo, l'autoapprofondimento, cioè sì. andare a cioè l'obiettivo, non è dare risposte, no, come ti dicevo prima, ma potenziare la capacità di ragionare, quindi decidere in autonomia.
E poi appunto la co-creazione del sapere perché? Perché nel percorso di coaching, tu, praticamente impari anche dall'altra persona, quindi è Okay, una co-creazione della certo, relazione. certo. Quindi parti dalla sua esperienza, ma poi in realtà, ehm, partecipi anche tu, capito? Certo. E quindi nei percorsi individuali, anche aziendali, si cerca di creare uno spazio sicuro, stimolante, dove le persone non si sentano giudicate soprattutto. E si possono utilizzare diverse tecniche, volendo c'è il brainstorming, Okay. quindi guidato, nel senso che ti permette di far emergere soluzioni creative senza autocensure, piuttosto che metafore, visualizzazioni. Questo serve per aiutare a vedere i problemi da angolazioni diverse, piuttosto che il role playing e le Mh-mh. simulazioni. Anche in questo caso, soprattutto nei gruppi, servono per, allenare determinate soft skill, ecco. Quindi queste sono più che altro i il metodo che cerco di mettere in Certo, certo. atto soprattutto nei gruppi, perché nell'individuale è diverso, ecco, lo fai attraverso esercizi mirati. C'è un'altra cosa molto interessante che fai tu, Laura, con le giovani donne, proprio nell'accesso agli studi STEM, che sono quegli studi che, sono tipicamente diciamo maschili, o erano perché comunque adesso c'è una bella inversione di tendenza, eccetera. Sono la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica. Sicuramente c'è, una sensibilità, abbiamo avuto qua ospite un ingegnere edile, dice appunto che adesso sono molto più iscritte ci sono molte più iscrizioni tra le donne e tra le laureate donne Mh-mh. rispetto agli uomini, quindi qualcosa sta cambiando. Ma tu invece fai già da tempo questo lavoro e le aiuti ad inserirsi, no, come Sì, cosa allora cosa fai? Cosa fai allora, con queste come giovani mentor promesse? esatto, come mentor del progetto Mentorship Milano, Mh-mh, che è un'iniziativa nata 2 anni fa, ho avuto la possibilità di seguire delle ragazze mh-mh. che soprattutto delle magistrali, e quindi lavorare con loro proprio su queste autocensure, no, cioè che Certo. praticamente non si sentono mai adeguate. Si lavora quindi su diversi livelli, sicuramente sull'empowerment, ecco ritorniamo sempre su questa parola, il role allora l'empowerment, e anche il mindset nel senso dell'apertura mentale, no, quindi cercare di capire che anche loro possono essere adeguate, no, per queste tipologie Certo. di materie, ma anche di lavori, no, quindi lavorando sempre sul pensiero critico, il problem solving, eccetera. Poi attraverso appunto il role model, andare alla ricerca di una persona che l'abbia già fatto, Certo. per Prendere avvicinarsi e prendere spunto per spunto, certo, così in maniera tale le per ragazze si seguire sentono l'esempio, quasi più certo. motivate, no, a Certo, farlo. certo. Se c'è riuscita qualcun altro ci posso riuscire anch'io. Poi, Giustamente. capito? Quindi sugli stereotipi, ecco, quello è un po' più difficile perché praticamente anche fin dall'infanzia, cioè quasi, Mh. cioè ci son degli insegnamenti, no, che ti rimangono, e quasi è come se ti venisse detto che tu non sei adeguata per quel tipo di attività, e quindi tu alla fine segui quel flusso e fai C'è quel una battuta bellissima che dice che le donne hanno il sesto senso, sì, qual è il sesto senso? Il senso di colpa. bella Credo che così. sia una battuta di Teresa Mannino che saluto molto con piacere. Mi sembra di ricordare fosse sua, se non è sua chiedo scusa. Comunque, però è vero, il senso di colpa è una cosa che ci limita e noi siamo un po' Un nella po' lo teniamo dentro, esatto. sì, insomma ci autocensuriamo fondamentalmente con questo senso di Purtroppo sì. colpa. Poi ovviamente mancano i role model, no, quindi Mh-mh. non ce ne sono più tanti, quindi non c'è una persona a cui potersi Ispirare. ispirare. Poi ovviamente anche gli ambienti in cui vai a lavorare non sono tanto inclusivi, quindi se sono tanti uomini ti senti un po' in difficoltà, e devi anche dimostrare sempre di più per far vedere che sei brava. E infine c'è questa condanna che secondo me è l'autostima, la sindrome Cos'è la dell'impostore. sindrome dell'impostore? Raccontacela. Ma, che il fatto che tu non che quello che ti viene, Mh. considerato è come se non ti appartenesse, come se tu non ti sentissi di doverlo, Cioè, è come se quando, cioè non so, mi fanno un un complimento complimento e e tu io penso di non non essere all'altezza di ricevere quel complimento, mamma esatto. mia.
E No, no, a me quindi fateli i complimenti che son contenta, cioè è come se tu non fossi Sì. all'altezza per Sì, ricevere sì, sì, quella sì, cosa chiaro, lì, chiaro. insomma, quel Beh, spero che tutte queste cose non siano insieme perché se no è no vabbè, però un'esplosione, cioè uno ci sicuramente una arachidi proprio. buona parte. Mamma mia, Sì, mamma sì. mia. Però c'è molta fragilità se c'è tutto questo insieme, mamma mia. L'autostima penso che sia uno dei Eh, problemi più gravi, sì, insieme al giudizio. insieme al giudizio, Perché perché tra la l'altro paura più grave è quella del esatto, giudizio, esatto. esattamente. Senti, quali sono le principali difficoltà che riscontri nelle donne di mezza età, così Ci per essere ritroviamo? gentili, no, in crisi professionale e quali strategie utilizzi per aiutarle a ritrovare proprio il proprio perché? Allora, sicuramente è un tema che mi appassiona anche forse vista l'età, Ma no, guarda tutte. allora tante donne arrivano a un punto della loro carriera in cui si sentono poco considerate, no, diciamo Mh. demotivate O o forse non senti incerte sul anche proprio non hai anche valore. a volte avuto la sensazione di essere arrivata alla fine di un ciclo, no, adesso No, non in non quell'altro diciamo senso, no, non parla nel senso di un periodo in cui oltre non puoi andare, cioè se stai lì resti lì, se vuoi crescere devi andare da un'altra parte. Non hai mai avuto questa anche, sensazione? c'è anche È quello. questo? No, Cioè, intendevo ques infatti le mh. difficoltà possono essere sicuramente la perdita di identità professionale. Cosa significa? Cioè, che dopo tanti anni, no, nello stesso Eh. ruolo, dove magari non ti sei sentita rappresentata o che hai oppure sei stata considerata cioè, sei stata data per scontato, ecco, Sì, mettiamola sì, così. sì, sì, Cioè, capita, molte donne capita. appunto si chiedono: "Chi sono io oltre al mio lavoro?" Cioè Però questa cosa succede anche nelle relazioni. ah Esser beh. data per scontata, sentire che la relazione è arrivata a un certo punto che oltre non può crescere, eccetera, no, quindi Certo, è molto cioè si può comunque usare lo stesso è un po' dappertutto, ecco, esatto, esattamente. sì, quindi sempre l'autostima, L'autostima l'inadeguatezza, torna eccetera, sempre. son sempre loro perché da una parte ti senti troppo giovane, cioè non allora, troppo Prima ti giovane sentivi per giovane arrendersi, no, quindi certo. Ah, poi okay, però sì. troppo vecchia per reinventarsi, no, quindi e per cui qui subentra di nuovo appunto sempre lì la tipica domanda: "E se fallisco, e se non ci riesco?" Oppure la difficoltà a comunicare il valore, quello è importantissimo, la paura del cambiamento, il fatto appunto di aver paura di fallire appunto. Ecco, quindi queste qui, sono diciamo le cose che capitano. Ma senti, ma se ti dico una parola, determinazione, Sì. quanto vale da 1 a 10? Per me? Sì, In anche in generale? generale, anche relativamente a queste okay. Okay, e la determinazione è tanto. Allora, con molta determinazione adesso andiamo ai nostri 3 consigli per i nostri Vai. radioascoltatori di Radio Libertà. Quali sono i 3 consigli e poi, se vuoi partire dalla tua ricetta di donna, come vuoi, i tuoi consigli e la tua ricetta di donna per i nostri radioascoltatori. Allora, quale vuoi? Quello che vuoi. Il consiglio numero 1 per i radioascoltatori, Allora velocemente che se no allora la nostra fermati sveva ci sfuma. fermati a riflettere sui tuoi, successi passati. Vai, vai. Poi il secondo, Sì. scrivi tutte le qualità che ti riconosci e impara a dire di no e a proteggere il tuo tempo. È Impara a importante. dire di no. Il no salvifico. Senti, qual è la tua ricetta di donna per i nostri Allora, radioascoltatori? segui i tuoi talenti e vivi il tuo sogno. Adesso vogliamo invece la ricetta di Laura, che è un'ottima cuoca, per Oddio, ma stasera. ottima cuoca. No, lei è una cuoca, è una cuoca meravigliosa, ha una ricetta fantastica per stasera, vai con la ricetta ligure che mi hai promesso che avresti Allora la detto. sardenara, esatto, fai Capito? allora Carta e la base di una penna. pizza e poi sicuramente il sugo, preparato con le acciughe, con l'origano, con l'aglio, basta mi sembra, l'olio ovviamente, e poi si fa una pizza normalissima e si mette appunto questa salsa sulla Ho pizza. un'ultima informazione, Laura Cianci, tu sei qui, inizia da qui, crea il tuo kit da viaggio verso la tua autenticità, Ticità, scusate, la traccia buona, questo è il suo grazie. libro. Allora noi vi salutiamo, vi auguriamo buon pomeriggio, buona radio, un caro saluto anche alla nostra super sveva, alla parte Ciao Sveva. tecnica che ci segue sempre con tanta passione e tanta determinazione. Evviva le donne, viva la radio e viva Radio Libertà. Grazie a tutti, buona giornata. Buona Avete ascoltato Pesca dalla rete, le voci fiere di una nuova prospettiva.
quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non